Benvenuti carissimi lettori di mattoscacco.com. Allora, oggi prendiamo in esame questa mia partita che ho disputato su Arena Chess della FSI, e questa partita l'ho giocata un'ora a testa, quindi avevo un po' di tempo libero, volevo fare una bella partita lunga a scacchi che non la facevo da un bel po', e ho trovato questo mio avversario, io col punteggio di 1896 e lui col punteggio di 1861, quindi siamo più o meno lì. È stata veramente una bellissima partita, tra l'altro io ho utilizzato la mia apertura preferita, quindi mi sono trovato molto bene. Andiamo ad analizzarla passo per passo. D4, G7, G6. Allora, con questa mossa il nero ovviamente intende già fianchettare, quindi so già che tipo di partita si andrà ad impostare, una est indiana, quindi so già più o meno che tipo di partita aspettarmi, con i pedoni centrali abbastanza incastrati, però beh, ero abbastanza preparato, e comunque nei vari tornei che ho disputato questa apertura sicuramente è una delle più viste. C4, classica mossa. Alcuni, dato che poi il nero andrà a mettere l'alfiere in fianchetto in G7, preferiscono spingere questo pedone non in C4 in C3 per rendere più solida questa struttura ed evitare che il fianchetto dell'alfiere possa andare a colpire su B2 in un futuro con le varie pressioni centrali. D5, questa è una variante che si vede molto spesso, ora mi sfugge il nome, però è famosissima. Anziché giocare D6 si spinge D5, e sinceramente io la preferisco, anche perché non capisco ehm, perché bisogna giocare passivamente D6 in modo più compatto quando si può spingere direttamente in D5. G2, qui al nero non conviene tanto mangiare perché mi favorisce, accetterebbe il gambetto, mi favorisce lo sviluppo dei miei pezzi, e poi si andrebbe magari a incentrare tutto il gioco sulla difesa di questo pedone, non gli conviene insomma. Pedone per C4, come non detto. Comunque è una variante che si utilizza, il gambetto accettato esiste. Cavallo C3, anche qui il cavallo ha la funzione di evitare che il nero vada a sostenere questo pedone spingendo B7 B5, va a controllare la casa D5, va a controllare la casa E4, supportando la spinta del pedone E4, e ricordando che una volta che si spinge fuori questo pedone, l'alfiere Campochiaro è libero di andare a catturare C4, anche se non è una buonissima mossa, dato che ormai ho già liberato il fianchetto all'alfiere Campochiaro, quindi sarebbe incoerente far uscire poi l'alfiere in quest'altro versante. Quindi questo pedone poi magari andrà catturato con un altro pezzo. E 6, una mossa che va un po' contro questi principi. Se hai già appunto anche qui lo stesso discorso che facevo io, il fianchetto sviluppato, perché andare a giocare 6? Quindi questa sinceramente non l'ho capita molto, però probabilmente è per spingere C5 e creare poi delle difficoltà al bianco. Alfiere G2, coerente secondo i piani, quindi ora abbiamo l'attacco su B7, quindi questo alfiere campochiaro del nero è un po' ancorato a questo punto, a meno che il nero non gioca cavallo C6, spinta del pedone C7, C6 e cose varie. Infatti il nero gioca C7, C6. E questa comunque è una struttura solida per il bianco. Come vedi, ha quasi tutti i pedoni, ad esclusione di questo in A7, posizionato sul bianco. In questo caso cosa succede? Che uno dei due alfieri, quello dello stesso colore dove sono posizionati tutti i suoi pedoni, ovvero quello bianco, diventerà cattivo se è all'interno, dentro alla schiera di pedoni. Infatti questo alfiere bianco è proprio dentro. Se era al di fuori era sì un alfiere cattivo, ma comunque lo si poteva utilizzare. Dato che è all'interno di questa schiera, è considerato proprio alfiere cattivo perché non ha spazio per muoversi, ha solo uno scopo difensivo, il che è veramente poco per un alfiere. Quindi ora, nonostante io sono sotto di un pedone, perché mi sono fatto mangiare questo pedone dal gambetto, mi reputo in una buona posizione, poiché ho un alfiere sviluppato in fianchetto, un alfiere che ha la via libera, e non ho appunto pezzi mal posizionati per ora. Perciò ero molto tranquillo nonostante ero sotto di un pezzo.
Ora tocca al bianco, dopo la spinta C7, C6, toccava a me giocare e gioco questa mossa a 4, che in un primo momento può sembrare imprudente, può sembrare fatto a caso, ma in realtà è proprio la teoria che consiglia una mossa del genere. Dato che la spinta del pedone C6 aveva doppia funzione per il nero, ovvero quella di andare sia a proteggere il punto B7, ma di andare anche poi a sostenere la spinta B7 B5, quindi rafforzando il sostegno su questo punto, cosa che mi avrebbe creato molto fastidio. Quindi onde evitare la spinta B7 B5, cosa che il nero avrebbe fatto assolutamente se io non avessi giocato a 2 a 4, gioco appunto questo, in modo tale che se segue B5 dopo uno scambio di pezzi ovviamente ha la meglio il bianco. Ora gioca il nero, cavallo in F6, ora questo cavallo è debole perché non è sorretto da pedoni, quindi si dice che è una specie di cavallo sospeso. Inoltre con alfiere G5 ci sarebbe un'inchiodatura sulla donna fastidiosa e perciò forse questo cavallo era meglio metterlo in E7 con lo sviluppo dell'alfiere in fianchetto, però queste sono scelte del giocatore. Cavallo F3 cercando di completare il mio sviluppo, ovviamente andando a controllare sempre le case centrali e rafforzando sicuramente D4, che credo che sarà il punto poi del centro della partita. Alfiere G7, arrocco, arrocco. Ora tutti e due i giocatori hanno arroccati, io comunque mi sentivo sempre in una buona posizione, sapevo di aver giocato le mosse secondo la teoria, perciò non mi preoccupavo di molto. Ora tocca sempre a me giocare. Cavallo F3 va in E5, con doppio scopo ovviamente. Ora, più le mosse hanno varie intenzioni, e se queste intenzioni sono buone, più la mossa acquista forza ovviamente. Allora, lo scopo di cavallo E5 è sicuramente quello di andare a catturare il pedone C4, che è indifendibile, e soprattutto va a liberare il raggio d'azione al mio alfiere G2 che fino a poco fa era intrappolato, quindi la reputo una buona mossa. È vero, ancora l'alfiere camposcuro da sviluppare, la regina da togliere per far comunicare meglio le torri, però questa mi sembrava assolutamente una mossa che aveva bisogno di priorità. Cavallo F6 in D5, una mossa che questa viene molto giocata questa mossa, e ha lo scopo ovviamente di tendere a far cambiare i cavalli al bianco, ottenendo così un centro solidissimo, liberandosi dell'impedonatura dopo C per D5 e sviluppando anche egli l'alfiere in G7. Quindi questa è veramente stata una buona mossa e vediamo come è proseguita la partita. Io non avrei mai mangiato il suo cavallo per accettare ehm, il suo tranello, i suoi piani, anche per modificargli l'impedonatura, e in più se avessi lasciato il cavallo qui sarebbero stati veramente guai. Quindi tolgo il cavallo mangiando il pedone. Sembrano tutte mosse abbastanza coerenti e comunque avevo molto tempo per ragionare, perciò non andavo in panico facilmente. Cavallo in B8 va in A6. Forse questo cavallo sarebbe stato più attivo in D7 perché avrebbe supportato le spinte E5 e C5. Anche qui supporta C5, ma in genere, dico in genere, poi ovvio che ogni caso deve essere sempre preso in considerazione. In genere il cavallo all'esterno non va quasi mai mosso perché controlla pochissime case. Ora controlla B8, la casa madre, C7, C5 e B4, mentre da D7 avrebbe avuto più controllo sul centro. Però anche questa qui è stata una scelta che forse non è stata buonissima, però anche qui c'è comunque l'idea della spinta in C5 che si avverte nell'area. E 2 e 4. Ora iniziamo anche a muovere i pedoni centrali, dando fastidio a questo cavallo, e in caso di cambio dopo C3 io starei veramente benissimo con un buonissimo centro. Quindi questa mossa mi sembrava doverosa. Certo, vado a coprire un po' il mio alfiere campochiaro, però quel cavallo da lì andava sicuramente spostato. Cavallo in B4. Il mio avversario inizia ad insinuarsi all'interno del mio schieramento, però teniamo conto ora che se io riuscissi a minacciare questo cavallo, questo non saprebbe dove andare.
È vero, è all'interno del mio schieramento e per il momento è inattaccabile dai pedoni, però non ha case di ritirata e quindi anche a questo ci ho sinceramente molto pensato. Tocca a me, alfiere in C1 va in E3. Finalmente riesco a sviluppare questo alfiere che va sicuramente a controllare il centro, dato che questo pedone era ormai sotto doppio attacco di alfiere e donna, quindi avevo bisogno di sostegno per questo pedone. Sinceramente ora mi preoccupavano abbastanza le varie spinte centrali, però comunque vedevo tramite calcoli proprio analitici che potevo riuscire a salvarmi da queste situazioni. B7, B6. Sicuramente è una mossa che serve a far sviluppare l'alfiere campochiaro in fianchetto, quindi doppio fianchetto per il nero. E comunque è una mossa che serve anche di sostegno a C6, C5. Quindi poi il nero comunque inizierebbe veramente a crearmi dei seri fastidi dopo fianchetto di alfiere e C6, C5. Mi andrebbe un po' a sconquassare il centro e avrebbe comunque i doppi alfieri in fianchetto che mi avrebbero creato veramente molti fastidi. Torre in A va in C1. Forse non una delle mosse più belle che io abbia mai fatto, però sicuramente la torre va a posizionarsi in una posizione in cui si va a creare una colonna semiaperta. Io, quella volta in cui riesco a togliere i miei due cavalli, vado a puntare direttamente su C6 e quindi è stata secondo me una buona mossa, anche perché prevedo che prima o poi la regina si vada a piazzare in C7 probabilmente o in E7, però non trovando nulla di meglio ho preferito giocare consolidando la mia situazione e inoltre sempre in vista del fatto che c'è questo alfiere che punta sul mio cavallo e potrei sostenere meglio questo pedone che cattura oppure potrei direttamente catturare quella torre appunto andando su questa colonna semiaperta. Fianchetto non è una novità, ce l'aspettavamo, però continuo ad aspettare. Torre in F va in E1, anche qui continuo a consolidare la mia situazione. Ora se la donna va in C7 o va in E7 ha comunque un attacco molto a raggi X da parte delle mie due torri. Non so se queste mosse d'attesa, vogliamo chiamarle così, siano sbagliate, se si poteva far di meglio, sicuramente si poteva far di meglio, però ho visto che comunque la situazione ha tenuto abbastanza. Ora, giustamente ci sono le mie due torri che attaccano a raggi X, il mio avversario non si è sentito di fare troppi calcoli approfonditi e non è andato né in E7 e né in C7, è andato in D7, con l'intento sicuramente di andare a raddoppiare per puntare sul mio punto, possiamo chiamarlo così, debole D4. Torre 2 non è una mossa questa proprio di attesa, ma è una mossa che serve per poi portare la torre in D2 e quindi parare ogni minaccia su D4. Infatti, torre dietro la regina e torre davanti alla regina. Siamo appunto da capo. F5. Ora il mio avversario cerca di creare un po' di tensioni. Sicuramente il cambio avrebbe portato ad aprire ulteriormente il centro e non mi avrebbe dato... anzi, cioè mi avrebbe dato abbastanza problemi. Quindi non avrei, credo, per nessuna ragione al mondo catturato questo pedone, ma infatti quello che poi faccio è vado avanti ad incastrarmi. Ora la spinta C6, C5 diventa ancora più forte, perché con questa spinta lui va a liberare meglio tutti i suoi pezzi. E in più questo pedone E5 diventa una debolezza cronica che si potrebbe proteggere solo con F4. Quindi andrei ad aprire ulteriormente il mio arrocco e mi sentirei poco al sicuro. Infatti C6, C5, la mossa che doveva fare il mio avversario. Ora ho fatto un po' di calcoli e ho visto che qui l'unica cosa che dovevo fare era sicuramente catturare questo pedone e catturando questo pedone si andava ad aprire poi un attacco a raggi X, cioè un attacco vero e proprio sulla donna. Quindi aveva altro di meglio a cui pensare il mio avversario. Pedone per C5, donna C8. Ok, ho recuperato il pedone e ora mi trovo anche in una buonissima posizione.
Allora, catturare quest'altro pedone, ora non me ne frega niente se c'è di meglio. Qui ho due pedoni che mi sorreggono il punto di 6 e potrei creare un bellissimo avamposto di cavallo. E ho analizzato bene tutte le situazioni e ho pensato che cavallo di 6 sarebbe stata in assoluto la mossa migliore. Ora, qui mi sono sentito tranquillissimo, potevo portare il cavallo in attacco da C3 a B5, andando a minacciare questo punto, andando a proteggere il mio cavallo. E il mio cavallo ora è insidiato, cioè quando un cavallo entra in sesta traversa, secondo me è finita. Se hai un avamposto in sesta traversa di cavallo, questo ti distrugge, anche perché attacca doppiamente l'alfiere che è attaccato sia dal mio cavallo che dal mio alfiere. Attacca la regina, quindi la regina si deve spostare e quindi molto probabile che ora un pezzo va a saltare. Infatti spostiamo la regina e cavallo in D6 mangia in B7. Qualcuno probabilmente avrebbe mangiato con l'alfiere, ma ho calcolato che sarebbe stato più proficuo catturare di cavallo. Cambio di torri, cambiamole. E ora nessuno può arrivare qui perché c'è il mio cavallo in B7. Ecco perché ho mangiato di cavallo. Alfiere mangia pedone, giustamente. C5 per B6, A per B6 e alfiere in E3 per B6. Ora ho questa batteria di alfiere e cavallo che controllano bene tutte le case nere. E in più questo cavallo è protetto a distanzissima dal mio alfiere campobianco, quindi il nero ha pochissime possibilità, io ho solo possibilità di attacco, di salire su, quindi mi sentivo veramente in una botte di ferro. Cavallo in A6 va in C7, qui cerca un po' di dare rianimazione ai suoi pezzi e sicuramente di portarsi in D5 dove può proteggere bene tutti i suoi pezzi e creare dei buoni avamposti. Allora che cosa faccio? Scendo giù con la regina, prima che lui mi chiuda la regina, io scendo giù e questa è una mossa che si fa spesso. Quindi tu ora puoi anche chiudermi, a me non me ne frega niente, io con la regina in settima traversa ci sono già arrivato. Cavallo in B4 chiude in D5, giustamente, andando a minacciarmi anche l'alfiere. Però, prima ci facciamo un bel cambio. E ora possiamo fare donna per E6, scacco. Scacco è sicuramente minaccia di cavallo. Forchetta, quindi il re si sposta e alfiere in G2 va a catturare il cavallo. Ora la situazione per il nero è abbastanza persa, nel senso ha solo due pezzi, tre pezzi, ma sono difficili da gestire dato che i pezzi del bianco sono ben messi in attacco. Ora posso scendere con la torre in sesta, in settima se questo alfiere si sposta, ma non ci vuole molto a farlo spostare perché basta una semplice spinta in F4 per esempio. Ora, torre in E8 andando a minacciare la mia regina. Probabilmente mi ha solo aiutato così. E donna in E6 va in D7. Qui perché non ho giocato donna F7? Questa la devo poi rivedere bene, sinceramente. Forse non mi avrebbe portato a grandi vantaggi, però ho giocato donna D7. Forse per stare più vicino ai miei pezzi e evitare che la donna potesse... Sì, credo che l'ho fatto per quello, però devo rivederla bene. Re H6, praticamente la via di fuga che avrei scelto anch'io, sinceramente. Andiamo a fare un bello scacco di alfiere, pariamoci dallo scacco, andiamo a aumentare i pezzi che danno lo scacco, il re fugge, alfiere in D5, F3 scacco, l'unica mossa disponibile è D7, donna in D7 mangia in F5 con uno scaccomato assolutamente imparabile. Credo sia stata una bella partita, anche perché mi sono divertito, ho giocato veramente con tutto il tempo a disposizione e forse il nero ha sbagliato quando non ha visto quell'attacco, ecco, questo attacco qui che si andava a creare qui. Giocando questa spinta qui c'era comunque la donna che andava a essere minacciata
ecco, questa svista qui gli è costata tutta la partita. Ti ringrazio per aver visto il video fino ad ora, ti auguro una buona giornata, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale di Matto Scacco e continua a seguirci sul blog mattoscacco.com. Ciao!